Ciao a tutti ragazzi, quest'oggi ci troviamo nuovamente in un video di Magic. A quanto pare l'avversario è arrivato immediatamente, chiamato Leonaras, e quest'oggi come potete ben vedere utilizzerò un mazzo abbastanza solito. Infatti l'ho utilizzato in diverse partite che vi ho mostrato sul canale. Il mazzo appartenente al dominio nero, dominio magico nero, è un po' oscuro, lugubre, però può risultare davvero molto utile. Peschiamo una nuova mano, visto che non disponiamo molte carte che conferiranno mana al nostro caro Sebulba. E, come potete ben vedere, Leonaras, chiamiamolo Leonard ragazzi, Leonard è più semplice. 53 carte nel deck, è un ragazzone che a quanto pare dispone di due tipologie di colori nel suo grimorio, sia quello rosso che quello verde, mentre a differenza della nostra utilizzeremo più un mazzo che si avvia per una sola strada. Oppure, non lo so, questi due simboli indicheranno qualcos'altro. È il primo giocatore che mi capita con questa sorta di molteplice simbolo. Allora, abbiamo adesso la possibilità di evocare, anzi di utilizzare l'artefatto medaglione d'ambra nera, in modo tale da effettuare una sorta di sconto sulle nostre magie nere che verranno lanciate, la stessa mossa che ha effettuato il nostro avversario, però appartenente al suo dominio magico. Oggi ragazzi caricherò due partite di Magic proprio perché mi va davvero molto quest'oggi giocare a Magic con due mazzi diversi. Nella partita precedente ce le siamo prese davvero un po' e siamo stati sconfitti, però abbiamo giocato un'ottima partita. Allora, possiamo utilizzare un'altra bella palude per aumentare la nostra richiesta di mana. Diamo un'occhiata. Sogni del mondo sotterraneo. Ogni qualvolta un avversario pesca una carta, i sogni del mondo sotterraneo infliggono 1 di danno. Un incantesimo, ma vale anche per noi? Un avversario, molto bene. Evochiamolo, anzi, utilizziamolo, non è una creatura. E soprattutto per iniziare a fare danni all'avversario. A quanto pare, visto che è un mazzo fuoco, non si specializzerà più su una rigenerazione dei punti, quindi questo può essere utile soprattutto al termine partita, anche con carte non molto potenti, per sbaragliare la difesa avversaria. Allora, speriamo di divertirci, ovviamente di offrire il massimo delle nostre prestazioni. Un'altra bella palude può essere utile. Allora, il nostro pipistrello cacciasangue occuperà 3 punti di mana, quindi possiamo utilizzarlo immediatamente, evocarlo. È un pipistrello, ovviamente, guardatelo dalla foto, detiene dell'abilità volare, come tutti i pipistrelli, ci mancherebbe. Quando entra nel campo di battaglia, un giocatore bersaglio perde 2 punti vita e noi ne guadagniamo ben 2. Ottima carta. Vediamo un po'. Benissimo. Ecco l'effetto che appunto viene attivato, ci ricarichiamo un po'. Addirittura l'avversario, ecco, utilizza il mazzo fuoco che ho utilizzato nella partita precedente. Il nostro pipistrello è andato a farsi benedire, però l'avversario ha avuto l'occasione di perdere 2 punti e farceli ricaricare. Allora, 16 punti l'avversario, quindi avrà molte carte che interagiranno con noi stessi passivamente, ovvero le carte avversarie effettueranno una sorta di contrasto, in modo tale da non farci evocare mostri, cioè ce li faranno fuori in maniera molto rapida con le stregonerie istantanea. Però noi possiamo corromperle con questa bella carta. Il potere delle zone paludose ha il sonno leggero e si sveglia sempre affamato. Addirittura corrompere infligge danno pari al numero di paludi che controlli a una creatura o un giocatore bersaglio, guadagna i punti vita pari ai danni inflitti in questo modo. Una carta utile, duplice effetto e duplice utilizzo. Però io direi di utilizzare un altro pipistrello, a meno che non abbia una carta del genere, perché ce ne sono diverse in quel mazzo, l'ho utilizzato molte volte. Quindi un medaglione dell'ambra nera può fare al caso nostro per rendere ancora meno esigente la richiesta di mana. E io direi ragazzi, non fraintendete questa mossa, ma non evocherò il pipistrello per adesso. Staremo a vedere più avanti l'avversario che cosa ha intenzione di fare. Continuiamo, intanto abbiamo fatto capire all'avversario che abbiamo una carta con tanto mana, è per questo che abbiamo utilizzato questi due artefatti. Però eccoci qua che l'avversario evoca la Fenice di Chandra, volare e rapidità. Non utilizziamo l'omicidio per distruggerla, perché ci sono carte bensì più potenti di questa, quindi, come l'ostilità, il gigante dell'eruzione e così via. Quindi teniamocela per qualcosa di più importante. Anche l'avversario si sta dissanguando pian pianino con il nostro bell'incantesimo. Intanto abbiamo preso il goal nato dal velo e non può bloccare. Ogni qualvolta una palude entra nel campo di battaglia sotto il tuo controllo, puoi riprendere in mano dal tuo cimitero il piccolo ragazzone. Per un motivo non lo evoco. Perché? Intanto non ha l'abilità a volare. Ovviamente uno zombie sarebbe davvero molto strano che uno zombie avesse le ali. Comunque utilizzeremo il nostro pipistrello in modo tale da controbattere alla Fenice, che ovviamente ogni qualvolta un avversario viene inflitto danno da una magia istantanea o stregoneria rossa che controlli, riprendi in mano dal tuo cimitero.
Possiamo evocarlo in modo tale da utilizzare il suo effetto e riportare i nostri punti vita a 20 e far perdere altri punti all'avversario. Non attaccheremo per adesso, ragazzi, o forse... Ah, no, o addirittura abbiamo il... come possiamo dire? La debolezza d'evocazione. Però, visto che l'avversario non sta facendo appunto nulla, io direi di utilizzare il goal nato dal velo per adesso, in modo tale da rendere un po' più difficile la vita all'avversario, magari evocare qualcosa da distruggere poi con l'omicidio, visto che abbiamo i punti necessari. Vediamo un po' se questa mossa andrà a buon fine. Ovviamente è stato posizionato. Questo mazzo, ragazzi, nero lo consiglio, soprattutto perché ci sono dei mazzi che sono potenti nel momento in cui non vengono sbloccate le 30 carte che possono essere sbloccate. E quei mazzi, dannazione, ecco che il nostro zombie si va a farsi benedire, ha addirittura anche il segno di Chandra, ci ha mandato al cimitero tutto quello che possediamo e adesso si fa davvero molto dura perché non abbiamo possibilità di difesa. Comunque ci sono dei mazzi che inizialmente senza carte sbloccate sono davvero potenti per quello che possano sembrare e altri che hanno bisogno di una sorta di potenziamento e possono essere utili in seguito. Allora, Dazio del Pantano. Stregoneria. Un giocatore bersaglio rivela un numero di carte dalla sua mano pari al numero di paludi che controlli. Scegli una di quelle carte e quel giocatore scarta quella carta. Ha 3 carte, ragazzi, non è che può essere molto utile questa carta. Però, allora, ha 12 punti di danno, di vita. Con corrompere possiamo infliggere 5 punti di danno, quindi è una carta che possiamo ancora tenere. Io direi, visto che questa Fenice è una minaccia ma non così elevata, possiamo attendere ancora un paio di turni per utilizzare il nostro omicidio. Ancora non lasciamo perdere. Continuiamo, speriamo di prendere una bella creatura, altrimenti non avremo possibilità di far nulla. Beh, questo incantesimo mi piace tanto, ragazzi, guardate un po'. 4 carte, speriamo che non abbia niente l'avversario. A quanto pare continua con la Fenice, un colpo dopo l'altro, può essere anche un colpo di spillo, ma che ci prende sempre al cuore, ragazzi. Continua a farci diminuire la vita, non so come una bottiglia d'acqua in estate con 50 gradi. Vediamo un po', fine del turno. Ok, ecco l'aiuto dal cielo. Cantare un insetto, quando entra nel campo di battaglia una creatura bersaglio prende -1/-1 fino alla fine del turno. Non ci è molto utile, ragazzi, però può essere considerato come una sorta di difesa. Questo insetto addirittura possiamo evocarlo per creare sempre un po' di danno all'avversario, visto che la sua quantità di mana richiesta è davvero molto infima. Utilizziamo ovviamente il suo effetto perché è quello che dobbiamo appunto fare. E possiamo continuare il nostro turno. Ancora abbiamo 13 punti, l'avversario ne ha 11, ce la possiamo cavare ancora. Ovviamente anche il nostro piccolo ragazzone qua può fare una piccola puntura di spillo ogni turno, però ovviamente non so, la partita è ancora molto aperta. Partite si vincono all'ultimo turno, ragazzi, in una maniera davvero molto veloce. Ecco che ovviamente il nostro piccolo pipistrellino si andrà a fare un bel giretto nell'oltretomba, accompagnato da questa bella fiammata, perché ovviamente la carta dell'avversario permette di smistare 3 punti di danno. 10 punti, 11 punti, arriveremo probabilmente a 9 punti con un altro bel combattimento. Al prossimo turno, ragazzi, se non peschiamo una creatura lo manderemo al cimitero, perché altrimenti ci sta facendo dissanguare davvero molto. Speriamo di pescare altre paludi in modo tale da rendere la vita dell'avversario molto più difficile. Eccola qui, un'altra bella palude. Ecco il goal nato dal velo che è stato appena pescato, possiamo utilizzarlo. Allora, possiamo fare diverse cose adesso. Possiamo basarci su una tattica offensiva, difensiva oppure stabile. Se ci basiamo su quella offensiva, evochiamo il nostro goal nato dal velo e speriamo di attaccare. Però ovviamente la Fenice ci attaccherà perché dispone volare. Per quanto riguarda quella difensiva, possiamo utilizzare l'omicidio per mettere fuori uso questo piccolo ragazzone. Oppure quella stabile, rivelare le carte dell'avversario e scegliere quella da scartare, ma visto che non può evocare nulla con quante carte montagna ha, 6 montagne, non avrà qualcosa di complicato. Quindi io direi che è meglio, ma dico meglio, evocare il nostro goal nato dal velo. Poi se casomai sbagliamo, fa nulla. Però continuiamo. Allora, adesso abbiamo la possibilità di infliggere 4 punti di danno. Continuiamo. 4 punti di danno. Se riusciamo a infliggerli, l'avversario arriverà adesso a 5 punti e con la corrompere lo buttiamo al tappeto. Vediamo se così sarà oppure no. Allora, vediamo un po'. Dobbiamo solo sperare che la lama infuocata ci mette fuori uso il nostro personaggio. E adesso io mi sono scocciato via la Fenice. Bene. Vediamo un po'. Addirittura ci ha annullato l'effetto. Ah no, che cosa fa quella carta? Mi ricordavo che annullava qualcosa. Che cosa fa?
Ah, addirittura può rievocarla, dannazione ragazzi. Però l'avversario arriva a 6 punti. Ah, dannazione, dannazione, dannazione. Ecco che ha evocato una carta che probabilmente ci metterà fuori Usembra. Probabilmente, diamo un'occhiata. Allora, puoi sacrificare 2 montagne, l'esplosione provoca 4 danni a una creatura bersaglio o a un giocatore bersaglio. Bene, complimenti ragazzi, non siamo riusciti a ottenere un'altra vittoria perché probabilmente non abbiamo avuto la fortuna necessaria per pescare altre carte. Comunque ci è mancato davvero poco, perché se fosse passato un altro turno e l'avversario, se non avesse avuto altri menti, avremmo col nostro incantesimo fatto un punto di danno, sarebbe arrivato a 5 e con l'abilità corrompere avremmo distrutto la sua quantità di punti vita. Comunque appena adesso siamo stati colpiti da questa esplosione di fuoco che ci ha messo al tappeto nuovamente. Comunque ragazzi, spero che questo altro video vi sia piaciuto, mi raccomando votate e commentate. Ciao a tutti!